Oh, un tempo è così bello, ma comunque sei mi sempre in Bastiglia. E siamo in Bastiglia per vestire la lingua. E all'occasione per giocare i... Sabiantoni in Bastiglia. Allora, giochiamo. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in Onta Via Stella, segni sempre in Onta Piazza di Agorte, Place du Donjon a Bastiglia, festidiamo la lingua, questa settimana in Bastiglia sempre, accogliamo le due squadre di stasera, i Cardinchi in festa con Bernardo Cesare, Antona Costa e Marialina Tadei, salute! Salute! I Cardinchi in festa! Della socio che si occupa di Ubaese, occupare di persone, donne e uomini. Ecco. E basta. Femo vive Ubaese, di Gardo. Buon villaggio allora. Villaggio, eh? Giochetti stasera contro la squadra u Pinziglione. Poletti Sciaccamanà, Vincent Andriuzzi, Marianne Suzzarini e Pierpaul Salviani. Salute. Salute. Marianne, la presidente di Pinziglione. Io sono presidente di Pinziglione, un nostro socio che viene due anni fa e che ha per scopo di vendere, di promuovere e di sperdere il nostro patrimonio culturale, storico e linguistico di noi. E il nostro scopo maggiore è la pedagogia e dunque abbiamo una pedagogia attiva e facciamo esortire di immersione in tutta Corsica, in lingua corsa. E stasera siete in immersione in di Sabiantoni. Di Sabiantoni. Una parola, cosa è un Pinziglione? Un Pinziglione è un agelluccio che campa da noi, ci sono chi campano da noi, e ha un canto talmente magnifico che è poi colorito e è pieno di simbolica e anche di affetto, perché chi a tempo di anche una bella poesia che ha scritto durante un rock. E dunque, quando abbiamo scelto il nome di un nostro socio, abbiamo voluto sa simbolica e a tempo sa affetto. Se volete, dopo aver regito la poesia di Pinziglione. Le pinson en français. Le pinson. Le pinson en français. Ma il nostro canta di branca in branca e mai si stanca. Ma ouais, parlate, ma la anche io ma c'è lui che canta, eh? A me sapientona a me, Patrizia, che ta cieca. Salute. Allora, io se volete sapere tutto, quando ero a Giuga mi chiamavano Gardellina. Gardellina. E mi firmato il suo nome in famiglia. Bon, allora, un Pinziglione, Cardellin e Cardinchi in festa, normalmente, e me la passa una bella stonda. Allez, giochiamo. Sapientoni, c'est parti. E cominciamo a sapere ancora a Raffica. Bon, allora, a Raffica. A sapete avete giocato con noi, a Raffica ci voleva rispondere il più presto possibile. Allora, cominciamo. Quanto misura il famoso tunnel di Bastiglia? Tocca a voi. Allora, babà. 65 chilometri. No, 65. O tunnel di Bastiglia. Di Bastiglia, mica in Svizzera. 400 metri. 500 metri, no? 500 metri. 1200 Donc, mi dite 1200 metri. 1200. C'est votre dernier mot? C'est rare. Oh, assà. Peccato. 822 metri. Assà, alla fine eravamo appena lontano. Non facciamo manco un chilometro. Abbastanza. Conosci mica questo tunnel? Wow. No. Allora, ascoltate bene, chi Bastiaccius, marito d'aprile 2018, era un puntello di Aspardiera di Usinema e René Vial. E il fondatore di un festival di un film italiano, René Vial, risposta una. Salutiamo a sua memoria perché chi è stato proprio un uomo attivo, tanto per far conoscere tanti film a Bastia, c'è film di un mondosano e fondatore di questo famoso festival di un cinema italiano, chi ci lea
appena Non di più. ringrazieremo mai assai di tutto ciò che ha fatto per questo cinema e per la città di Bastia per il cinema. Non ringrazieremo mai assai Di sicuro. e ci pensiamo. Come chiamano i veri bastiacci? O Boulevard Paoli? Attraverso. Attraverso. Se ti veri bastiacci, rispostavano. Attraverso che lamenta di nu Diago Monde, un boghi di iso romanzi, Diago Mudier. Chi bastiacciu era un medico di un papa figlia. Tocca a voi. Paoli. Le médecin Le médecin. du pape. Noi lo sapevo. No, tocca a lei di rispondere. Mi dite? No, non sapete mica. Ah, non mica. La prossima volta aspettate a vindi la domanda. Dunque, chi bastiacci era un medico di un papa Pia VII ed era Tommaso Prela. E voilà. E dopo. Ma elle était trop Eie, a il genovesimo secolo, allora su Giovanotto e per tutto a fare i suoi studi in Roma, a Sapienza e dopo è andato in Firenze e poi dopo ha finito, medico di Ubaba, P7. La tête troppo piano. Voilà. Mugiate la prossima volta. Chi attore italiano di film? L'avventure, c'est l'aventure. Aspetti dopo. Aldo Maccioni. Oh, plus beau que moi tu meurs, è famoso per via di sua maniera unica di marciare. Aldo Maccioni. Aldo Maccioni. Aldo Maccioni di sicuro 10 punti sorpresi, ma Allora, se mi vate a di marcia di Aldo Maccioni vi do 10 punti di più. Vi do 10 punti di più. Vecchiaia, ma deve fare. Giusto appunto. giusto appunto. Dopo Aldo la classe, Vincent la classe, Puletti Chacamana. Bon, quantunque avete preso 20 punti e volete ringraziare Vincent la classe, siete in testa ancora 40 punti, bravi. Allez. Più beau che moi, tu meurs. Continuiamo a varia via. E qua varia via. Bon, conoscete a varia via? Una domanda, 3 possibilità di rispondere. E la cominciamo con la squadra Ricardin che in festa. Prima domanda e poi dopo ascoltate le proposte di Patrizia. Chi è un nome di Ubuetta Bastiacciu? Vatte la pesca. Vatte la pesca, si chiamava Don Giuseppe Giansini, Pedro Matteo Luciana o Juan Paolo Borghetti. Le vrai nom du poète, Vatte la pesca. Giuseppe Giansini, Pedro Matteo Luciana, Juan Paolo Borghetti. Mi dite? C'è un dubito. Ah bon? E tra Borghetti e Lugiani. Luciana, Matteo Luciana, Juan Paolo Borghetti o Don Giuseppe Giansini. Mi dite? Borghetti. Mi dite Borghetti. C'era un dubito, e no. Lugiani. Pietro Matteo Luciana. Allez. Ecco, dunque, chi era professore di tedesco al liceo di Bastia, che ha collaborato a società di scienze storiche naturali di Agorsica e che ha lasciato i suoi versi italiani e corsi in 1887, poemi scritti a maggior parte in dialetto astiaccio, dunque conosciamo le sue commedie, ma ha creato di noi una società letteraria a Girne e una rivista Cirno, d'altronde lo aveva con Cirne, e ecco dunque un uomo che ha fatto assai di noi e per la lingua e per la letteratura corsa. Tocca a noi. Qual è? Ascoltate questa qui, Qual è usato padrone di laboratori di internet e di informaticisti tra Sant'Isidoro di Seviglia, San Nicolao o San Cristovano. Et oui, car même les utilisateurs d'internet et des informaticiens ont un saint patron. Lequel? Ah, che San Luca. Io dicerebbe San Cristoforo.
Perché di un padrone di viaggiatori, internet ci face viaggiare. Ah, forse. Poi- C'è una riflessione. C'è una riflessione. Riflessione. Una Ah, riflessione. San Cristoforo. La sua amica, ma dicerebbe Ma c'è una che... riflessione. Dunque, mi dite allora. Eh ben, dis-moi, San Cristoforo. San San Cristoforo. Christophe. San Christophe. Alors, il est interdit d'aller sur Internet pendant qu'on conduit dans sa voiture. No, ne Michael. Sant'Isidoro di Seviglia. Fora se baveda San Cristovano che piagura io. Sant'Isidoro di Seviglia, infatti, è stato scelto di modo ufficiale per essere usato padrone di virtuale in radio, perché chi questo Sant'Isidoro dirà uno che faceva l'enciclopedia e lavorava assai un sabientone, il è, biga non so a chi è biga esattamente accampato, ma Uadigano ha deciso così. Ecco. Sono parati tutti in disabbientoni, anche i geek tanuso santo patrone. Allora, tocca a noi. Come si chiama un luogo da uguale sono patevuse Russie? Tra Allora, il luogo si chiama Soyuz, Astana o Baikonur. Baikonur. Bernardo ha fatto così. Ha fatto così, a Zogo, Baikonur. con Dagiburu, a Zogo, Baikonur, risposta una. Questa è la base. Una città che è una base dal 1956, Soyuz era una vusea e Astana è la capitale di Kazakistan. Ecco. L'ultima domanda di Savariavia, di chi mistiero? O Bastiaccio Gerard Romiti, il presidente del Consiglio nazionale. Tra Allora, i bancalari, i pescatori o i bilucchieri? Piscaori. risposta una. Ah, perché chi Gerard Romiti è conosciuto, è stato eletto 2 volte al Consiglio nazionale, presidente del Consiglio nazionale dei pescatori, ha cominciato i suoi studi a scuola di marina sotto Gui, dove per tutto da giovane a girare un mondo, a navigare, e poi dopo si è giunto qui negli anni 70, si è impegnato di modo sindacale e politico, come noi sappiamo, e Gerard, operedia sempre ancora assai per Corsica, e lo salutiamo e lo danimo assai. Ecco, 40 punti, quantunque. Siete a tocca a tocca, 60 punti, siete in testa, bravi. E chi è tempo di salutare il pubblico stasera? Allora, abbiamo la socio Inosci, con noi abbiamo la socio il restaurant sociale e abbiamo anche un festival internazionale di tango, sarà passato dal 18 al 28 di luglio, quantunque. La potete sciacamare tutte queste belle squadre, vai, tango, so qui, teniamo qui i suoi affissi. Giochiamo a trappola. Giochiamo senza tango, ma anche la nostra trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con i gardini in festa. Allora, avete preparato una trappola, rispondali bene, pigliano i 40 punti, un rispondali mica, ripigliati i 20 punti. Allora, appena di storia, te. Chi decreto Santa Bastia fu firmato da un re Luigi Filippo il 13 aprile in un 1844? Chi decreto Nanta Bastia fu firmato da re Luigi Filippo il 13 aprile 1844. Capitale di Agosto, no? Capitale amministrativa di Agosto. Allora, chi mi dite? Una capitale amministrativa o... Allora, il re ha firmato un decreto che adunisce la comune di Cardo a quella di Bastia. Oui, ci voglio pensare. Sì, lo sappiamo. Voilà. Et perché Bastia era troppo giù. C'est la banlieue. Colonizzazione da Bastia. Allora, Oh là là. Quale Costanza? allora, di luglio 73, Giunterà Murocchi apre la prima scuola d'imparare radio corso. Come si chiamava la sala in dove lui praticava il suo insegnamento? Boh. Allora, non è mica una trappola. Si chiama un pozzo. Voilà.
Poi a sapete, Patrizia? Ma un A Sabia, ma bon, è difficile quanto che quelli non hanno mica conosciuto l'ebiga e come le principiato la fare. La metti mica. E che non conoscono mica l'Oredo. Di una vera trappola. Una vera trappola. L'Oredo a Sabia. Donc si chiamava la Madelon. La Madelon. E per chi la Madelon? Perché chi dirà un caffè, chi dirà tanto in Loredo e che come eravamo in usettantadre, a scuola pubblica aveva rigusato questa scuola di corso si vesi nella scuola pubblica e giradio e dunque ha aperto la sua scuola nella Madelon. 60 punti, 80 punti, bravi. E giochiamo al nostro Chapacat. Il Chapacat, 4 indizi, una personalità. Il primo indizio di Patrizia. Allora, sono nato 2 volte. La prima volta in Bastia in 1932 e dopo in 2008 in Italia. A morire sana ha giusto di essere una lea tra la Corsighella e il Mediterraneo. Quindi tra la Corsica. 32 e 2000. personaggio. Dunque è nato in 1932 e poi dopo è rinato un'altra volta in 2008 in Italia. Dunque c'è una spesa da fare di lei a tra. C'è una lea tra. Attends, l'Italia. 1930 No, se non avete mica un'idea, allora un altro indizio. Un altro indizio. 50 punti. A Giuseppe tuttene a barra da 1968. Lotta. Lotta. Sono quelli che hanno pigliato i primi. Ciò che è importantissimo. Non ce mica dirla perché se li si sbagliano. E voilà. Dunque, a Giuseppe tuttene a barra da 1968, ciò che è importantissimo in un mestiere. In casa mia si sentono tante lingue, ma la musica è anche più forte che un rombo di motore. Mi dite? Pascal Lourdes. 50 punti sorpresi, bravi. Dunque c'era un indizio che dice a 13ª nave di compagnia che ha creato in 68, dunque porta un nome, ma a Gurciarella ha subito un danno, non era mica mega espressa. Ma dunque continuiamo a lotta e la nave va, dunque qui c'era un indizio proprio palese per trovare a Pasquale Lotta, dunque chi ha d'accordo da sempre a Bresestra e mica solo da Corsica l'Italia, ma da tutto il Mediterraneo e dunque un'impresa che parte da qui e che è un'impresa maggiore. So elle qui pigliano largo, on pouvait se le permettere. Bon, tete 90 punti. Basta mica se i nostri sapientoni di stasera con 140 punti. Bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, una bella partita torna in Bastia, Patrizia. Bon, ce l'ha di Chiccardin che hanno vinto ne poche ore, sono già giunta i sapientoni, Arriveremo. Bon, ça va. Allez. Non ci pensiamo, siamo qui per giocare. Stiamo in Bastia, Ci stiamo tornando 2 giorni. Allez, stiamo in Bastia. Potremmo ringraziare 2 squadre, a me sapientone, a me Patrizia. Allez, buonasera. Voglio ringraziare il pubblico di stasera. Dunque, ci ritroveremo domani sera, sempre in Bastia, non a Piazza Liagorte, da qui una stundetta l'informazione, non a Via Stella. Allez, a presto, ciao.